donazione che faremo sarà all'azienda per tutto questo lavoro di archiviazione e di sistemazione. In più quella sala riunioni, come diceva Francesco, servirà anche per le varie attività, quelle che dicevamo prima, che ci saranno dopo, perché noi ci teniamo molto appunto a quello che queste attività non devono essere scollegate fra loro, quindi quando sorgeranno, perché sorgeranno anche problematiche, queste cose si risolveranno tutte insieme, cioè non è che gli le operazioni venivano firmate e controfirmate, quindi da noi, dai dipendenti, poi dai tecnici delle ferrovie, fino ad arrivare al Ministero dei Trasporti, certificavano che le operazioni fatte in questo luogo fossero fatte così a regola d'arte.